Di Udine con Claudio Boaro, fronte friulano. Ieri a Trieste depositate le firme per quanto riguarda i due referendum, da una parte l'abrogazione delle UTI e dall'altra la costituzione di due province autonome che vanno a sopperire l'attuale regione Friuli Venezia Giulia. Primo step andato, adesso però inizia la seconda fase. Esatto, e in questo momento bisogna tornare a fare squadra nel vero senso della parola. Noi non abbiamo dubbi che passerà senz'altro, perché è talmente fatto bene, senza falsa modestia, chiamiamola pure così. Sabato avremo il signor Mario Baritussio, che è un docente è un costituzionalista fra i migliori d'Italia. Lo avremo sabato a Rivignano a spiegare il tutto anche dal punto di vista tecnico, e quindi andremo avanti. Noi come Fronte Friulano ci auguriamo una cosa però, visto che politicamente la gente si sta muovendo, cosa che non succedeva da decenni. Sono molti comitati sorti in questo periodo che chiedono e promuovono referendum per la sanità. Ho visto che è nato anche il comitato Tutti per Trieste, esatto, che affianca Tutti per esatto. E infatti avevamo anche i triestini con noi ieri, che è stata una cosa positiva. E quindi tutti questi comitati per l'acqua, per la sanità, per Friuli e Trieste, per abolire le UTI, per l'Italicum, sono tutti questi comitati che si stanno muovendo in maniera spontanea ma singola. L'idea nostra è che non si sta sfaldando, nel senso che comunque si sta compattando. Ma questo significa che la gente è tornata con spirito critico a voler dire la sua. L'ideale sarebbe creare un gruppo di tutti i comitati dove ogni persona che ha partecipato, ogni gruppo o comitato stesso, aderiscono a un unico gruppo e ci si muove tutti assieme dandoci una mano. Senta, potrebbe diventare una nuova forza politica. Poco più di 30 secondi, una domanda velocissima. E chi vi accusa e dice intanto poi si scioglierà come neve al sole? Dipende solo da noi. Non dimentichiamo che i politici si comportano e fanno danni in funzione a quello che gli lasciamo fare votandoli. E dunque è nostra la responsabilità. Avete, come si dice, sguainato la spada. Esatto, adesso si tratta di alzare la testa, non mettersi sempre a square, disinfarfulan, ecco, e reagire in maniera positiva, in maniera democratica. Attraverso il referendum siamo in grado di ribaltare questo sistema che non sta funzionando, l'abbiamo capito tutti. Grazie a Claudio Boaro per il suo intervento, grazie a voi gentili amiche e amici per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale perché chiaramente dopo i nostri amici silenziosi, i loro suggerimenti, a seguire le ultimissime dal Veneto.